Straordinario miracolo, Santa Gemma Galgani appare ad una giovane e la guarisce. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un miracolo straordinario compiuto da Santa Gemma Galgani, e un meraviglioso esempio di santità in vita, un'anima dolcissima e delicata, tutta in preda all'amore per Gesù, Eucaristia. Santa Gemma Galgani aveva un animo così sensibile, squisito e delicato che un giorno, mentre camminava per strada e udì una bestemmia, svenne. Ebbene, questa santa meravigliosa ha compiuto in questi anni moltissimi miracoli. L'ultima notizia di un miracolo da ella compiuto arriva dagli Stati Uniti. Si tratta, ecco, di una famiglia americana che ha 2 figli, un maschio e una femmina, ormai insomma ventenni, insomma abbastanza grandi, e questa famiglia è sempre stata molto, molto devota di Santa Gemma Galgani. Addirittura hanno fatto diversi viaggi a Lucca, hanno ricevuto, in occasione di uno di questi viaggi, una reliquia di Santa Gemma Galgani. Perché è stata data a questa famiglia una reliquia di Santa Gemma? Perché purtroppo nel frattempo, ecco, la figlia di questa coppia molto devota a Santa Gemma si è ammalata di leucemia. E purtroppo le sue condizioni nel corso dei mesi si sono aggravate di giorno in giorno, tant'è vero che la ragazza, che era ricoverata in un ospedale di New York, non aveva ormai più alcuna possibilità di sopravvivere. Uno dei medici aveva chiamato uno dei fratelli di questa giovane, dicendo che la giovane stava morendo, le rimaneva poco tempo, e quindi potevano anche portarla a casa, perché ormai purtroppo l'ospedale per questa ragazza non poteva fare più nulla. E praticamente, ecco, che il fratello si apprestava a portare a casa la sorella, a cui vicino al letto, insomma, sotto il cuscino, insomma, avevano messo la reliquia di Santa Gemma Galgani. Ma proprio quando questo ragazzo si apprestava insieme alla sua famiglia a riportare a casa la sorella, ecco che a un certo punto questa ragazza ha incominciato a dare dei chiari segni di vita. Gli organi era come se fossero stati in qualche modo rigenerati e stavano tornando ad una situazione di normalità. Quindi ecco che i medici allora hanno deciso di non dimetterla, ed questa ragazza è rimasta in ospedale per diverso tempo, e con grande sorpresa di tutto il personale sanitario questa ragazza è guarita. Quando poi questa ragazza è tornata a casa in perfetta salute, questa ragazza avrebbe raccontato al fratello che mentre era ricoverata in ospedale, un giorno era venuta vicino al suo letto un'infermiera che avrebbe dovuto farle un prelievo di sangue. Questa ragazza si poteva immaginare, insomma, le condizioni in cui era, aveva paura, era stremata, e riuscì solo ad avere una flebile voce per dire all'infermiera di fare un buon lavoro, e le chiese come si chiamasse. Questa infermiera disse che si chiamava Gemma. Poi a un certo punto quest'infermiera se ne andò dalla stanza dopo aver fatto il prelievo, ma arrivata sulla porta si voltò verso questa ragazza malata e le disse: "Non ti preoccupare, starai bene". Ebbene, questa paziente chiese notizie. Una volta guarita, chiese di poter rivedere quest'infermiera di nome Gemma, ma le fu detto che là non c'era nessuno che si chiamava in quel modo.
E quindi ecco, diciamo che, altri miracoli sono avvenuti con le stesse modalità con cui si è verificato questo. Santa Gemma Galgani sarebbe apparsa proprio sotto mentite spoglie, diciamo, alla persona che intendeva miracolare, e poi l'avrebbe rassicurata della futura guarigione, e poi sarebbe scomparsa. Ecco, non ho idea di quale sia, carissimi, la reliquia che sia stata messa accanto a questa giovane malata, e comunque insomma basta una intensa preghiera. Se volete recatevi anche a Lucca per avere maggiori informazioni di quelle che sono le reliquie o la reliquia che viene data, concessa alla famiglia in questi casi, per chiedere il miracolo della guarigione. Ecco, io sono commossa da questo racconto, spero abbia toccato anche voi. E niente, vi auguro una buona giornata, una buona serata nella pace e nella benedizione del Signore, pregando che Santa Gemma possa farci anche a noi tantissimi, tantissimi miracoli, perché ne abbiamo veramente bisogno di guarigioni non solo fisiche, ma spirituali. A presto, carissimi.